Quinta corsa, una prova per ottimi 4 anni, non vincitori di 38.000 euro nella carriera, 7 dietro le ali della macchina. 1 Corina Jet, 2 Candido Jet, 3 Cleopatra CAF, 4 Kronos Lux, 5 Cesare MG, 6 Olebo, 7 Compilation. L'autostart inizia a raccogliere i concorrenti sulla curva di sinistra. Favorita la scuderia composta da Cleopatra CAF e Cesare MG, di poco preferita a Candido Jet. Corsa comunque molto equilibrata. La macchina prende velocità, va per lasciarli ed è Candido Jet che cerca di contenere Kronos Lux che parte velocissimo. Prova ad andare al comando, Candido mantiene per il momento le punte di dentro, insiste Kronos, ma Candido Jet rimane al comando nei confronti di Corina Jet. Kronos Lux di fuori, avanza subito Cesare AMG in mezzo alla pista, i primi 200 in 14 spaccato e Candido Jet mantenuto il comando delle operazioni nei confronti di Cesare AMG che avanza al largo. Corina Jet lungo la corda ha tenuto di fuori Kronos Lux, i primi 400 se ne vanno in 28,1 sul piede dell'1,10. Candido Jet in vantaggio con spesa, Corina Jet seconda alla corda, Cesare MG allo scoperto, Kronos Lux in pariglia, poi ancora Compilation, quindi Cleopatra CAF e Olebo alla retroguardia. 42,8 per i primi 600 metri di corso, il ritmo rovente imposto da Candido Jet e Cesare AMG all'avanguardia. Corina Jet sempre lungo la corda a precedere Kronos Lux che ritorna a fare la seconda pariglia dopo 800 in 56,6. Candido Jet è in vantaggio ed è sempre seguito da Corina Jet. Cesare AMG ha avuto percorso durissimo all'esterno dopo 1 chilometro in 1:11,3 e ancora lì al salchi del battistrada. Kronos Lux in pariglia, quindi ancora Compilation e Olebo che cerca di mettersi in moto a 500 dalla conclusione. Candido Jet e Cesare MG che continuano apparigliati, 1:25,6 tre quarti di miglio, un'altra frazione in 14,3. Prova a scappare Candido Jet da Cesare MG che ancora coriaceamente al suo esterno, poi Corina Jet e Kronos Lux. Candido ha respinto i tentativi di Cesare, prova a allungarsi in retta arrivo, ancora 14,1. Candido Jet in vantaggio, inseguito da Cesare MG. Candido che ancora 2 di vantaggio. Candido Jet che completa il capolavoro e vince nei confronti di Cesare MG che fa un numero al terzo e Kronos Lux 1:54,3, 1:11,3. Natale Cintura che presenta Super Candido Jet per i colori di Gianluca Morghese, il figlio di Igor Font, che in percorso di testa si esibisce a media shock. Vince in maniera nettissima. Cesare MG fa un numero vero ed è secondo. Al terzo posto è Kronos Lux che corre benissimo anche lui al rientro. 2, 5, 4, l'ordine d'arrivo molto probabile della quinta corsa dall'Arcoveggio.